Bene, buongiorno Santiago, ciao, benvenuto con noi a Verona Network. E niente, allora ti faccio qualche domanda, la prima appunto che riguarda un po' il tuo passato, e parlaci un po' di te e del percorso che hai dovuto affrontare per diventare un professionista. Beh, intanto buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, no, allora sono arrivato qua in Italia 3 anni fa, 3 anni e mezzo fa, dopo aver fatto tutti i settori giovanili in Argentina. Sono arrivato qua in Italia al Pordenone. È stata un'esperienza un po' difficile sicuramente all'inizio, ambientarmi al calcio italiano, ambientarmi a una nuova cultura anche sicuramente. Magari non ho avuto così tanto la possibilità di mettermi in mostra, di giocare come avrei voluto. Però sicuramente è stata un'esperienza che mi ha lasciato tanto. Poi ho avuto un passo per il Belluno in Serie D, in cui ho fatto un bel campionato e le cose sono andate bene, mi sono trovato molto bene anche con i ragazzi che ho conosciuto, con le persone che ho conosciuto, e niente, mi ha dato la possibilità, questo mi ha dato la possibilità di arrivare qua a Virtus. Sono stato un paio di mesi fermo purtroppo per un problema del cartellino, dei documenti, che dopo per fortuna li hanno risolto, e niente, da lì è iniziata la mia esperienza con la Virtus, che dal primo momento si sono comportati bene con me, mi hanno aiutato, mi hanno dato fiducia, e niente, ho trovato un po' una famiglia sia per parte della società che dei compagni, e un ambiente molto, molto bello, molto tranquillo. Sì, volevo chiederti, siccome tu sei molto giovane, perché sei un 99, volevo chiederti su questo appunto se tu sei già un titolare della prima squadra in Serie C e quindi diciamo hai avuto un processo di crescita molto veloce. Cosa dici su questo? Cioè, sei giovane però hai già tanta esperienza. Sì, sicuramente, beh, sono un ragazzo maturo anche del fatto che da tanto tempo che sono capito da solo, che sono lontano dai miei. Questo mi ha fatto sicuramente crescere e maturare anche per forza. Quindi niente, questo sicuramente mi ha aiutato in tanti aspetti nella vita. Poi ho trovato sempre compagni più grandi di me, esperti, che mi hanno dato una mano sia con i consigli, con tutto, e ho imparato tanto da loro. E anche quest'anno qua alla Virtus abbiamo degli ottimi vecchi, tra virgolette, che ci aiutano tanto a crescere a noi giovani. Certo. E beh, passerei appunto al secondo aspetto che mi interessava approfondire con te, e che appunto riguarda invece proprio il tuo presente, e quindi qual è la tua opinione sul campionato che state affrontando, sul campionato di Serie C e anche sul momento che state vivendo, perché siete partiti molto forte, poi nelle ultime quattro partite sono arrivate due pareggi e due sconfitte. Sì, beh, allora il campionato sicuramente è un campionato difficilissimo, in cui ci sono tante squadre attrezzate molto bene, si è preparate per vincere il campionato, come il Padova che abbiamo affrontato ieri, come il Perugia, il Modena, il Südtirol. Ce ne sono tante, tante, tante squadre che hanno degli ottimi giocatori, e niente, per questo è un campionato molto duro. Anche le squadre di bassa classifica affrontano tutte le partite a 1000 all'ora, quindi alla fine un campionato molto equilibrato. Cioè, non è che c'è questa differenza tra la prima e l'ultima, puoi vincere o perdere con tutti. Noi sicuramente stiamo facendo un ottimo campionato, abbiamo raggiunto l'obiettivo salvezza con un paio di mesi di anticipo, e adesso sicuramente l'obiettivo diventa entrare nei playoff. Purtroppo ieri abbiamo sofferto una sconfitta un po' immeritata all'ultimo minuto contro la capolista, però vabbè, sono cose che possono capitare, possono succedere. L'importante è rifarci subito, e il bello del calcio di questo campionato, che giochiamo ogni 3-4 giorni, è che abbiamo subito l'opportunità di rifarci domenica. Certo, assolutamente. E poi appunto invece volevo chiederti una cosa che riguarda un po' il tuo futuro, quali sono appunto le ambizioni che hai e se pensi di poter arrivare a giocare fino in Serie A.
Beh, io penso che il sogno di tutti i ragazzi, soprattutto quando sei giovane, sia di arrivare in Serie A. Sicuramente è un sogno per cui dovrei lavorare tantissimo per arrivare a quel sogno là. Però vabbè, intanto il mio obiettivo è sempre cercare di crescere, di migliorare e se arrivano le opportunità di crescere sarà perché me le sono meritate, me le son meritato. Quindi niente, lavorare, lavorare, cercare di crescere e sono sicuro che se me lo merito le opportunità di andare avanti, di guardare avanti arriveranno. Certo, assolutamente. Beh, noi ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo Senti, per il tuo futuro, ma anche per il tuo presente con la Virtus. E niente, poi ti aspettiamo anche qua nei nostri studi quando la situazione si sarà un attimo calmata e sarà migliore, ecco. Intanto certo, ti certo. salutiamo e ti ringraziamo per l'intervista. No, niente, grazie a voi e niente, un saluto a tutti. Grazie ancora. Grazie, ciao ciao Giovanni.